La cooperazione pubblico e privato nella gestione di opere e servizi pubblici va promossa e ampliata anche a interventi di portata minore. Questa è la posizione espressa dai giovani imprenditori edili di Ance Veneto che si sono riuniti oggi con Ance Liguria, Lombardia e Piemonte nel quinto convegno interregionale a Villa Italia. È uno step irrinunciabile nel processo di ammodernamento del paese. Noi cerchiamo di lanciare anche la possibilità di fare partenariato pubblico-privato, soprattutto nelle opere di piccola entità, quelle che danno immediato risposta alle esigenze del cittadino, alle esigenze delle amministrazioni, passando attraverso un'esecuzione certa, in tempi brevi, dell'opera che poi comincia già subito ad andare a reddito e quindi dare quel giusto riconoscimento agli investitori che in quest'opera ci hanno creduto. La crisi della finanza pubblica, nonché i vincoli imposti dal patto di stabilità hanno portato ad un dimezzamento delle gare pubbliche in Veneto, che esistori di partenariato pubblico-privato provenienti da vari paesi europei sono stati presentati oggi, paesi dove il coinvolgimento dei privati nella realizzazione di opere e servizi pubblici non è considerato solo un onere per i cittadini e un facile arricchimento per il privato. I giovani di ANCE hanno cercato di rappresentare delle case history in modo anche di altri paesi europei, soprattutto di altri paesi europei e anche di vario genere, di varia natura. C'è un quartiere a Londra, c'è un tunnel in Turchia, per rappresentare appunto la possibilità e far capire che forse qualcosa si può fare anche sulle medie e piccole opere. Io credo che l'appello che in questo momento possa partire è di sbloccare il patto di stabilità, di rilanciare il mondo dell'edilizia, di essere più celeri nelle procedure burocratiche per far sì che sia progetti di indirizzo partenariato pubblico e privato, sia progetti con finanziamenti propri degli enti possano partire.